Allora, la prima intervista che facciamo è con il professor Marco Magisti, che abbiamo avuto più volte ospite anche in trasmissione, questa volta collegato con noi da remoto. Ben arrivato con noi professore, docente di scienza politica all'Università di Padova. Grazie di dedicarci del suo tempo. Prego, prego, buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, professore, facciamo un po' il punto di una situazione, era doveroso farlo post elezioni, io l'ho prenotata per tempo, ho detto vediamo un po' come maturano le situazioni, come si vanno a configurare, però la notizia poi è diventata effettivamente ghiotta come si poteva pronosticare in precedenza, una stravittoria unica nel suo genere peraltro, da quando c'è la democrazia, da quando ci sono le regioni, di un governatore, nella fattispecie poi della regione Veneto, a una maggioranza bulgara incredibile, che ci si aspettava per carità, però comunque non si può negare che è qualcosa di anomalo, assolutamente anomalo. Lei come se lo spiega questo? Tra l'altro Ah, post pandemia 1, perché non diciamo post Covid magari, post pandemia 1. certo, certo. Beh, è un risultato davvero straordinario, anche se non inatteso, insomma, che Luca Zaia fosse straordinariamente favorito, lo si sapeva e lo si diceva un po' ovunque. Lei ha giustamente ricordato il Covid, certo il Covid ha una sua incidenza, non v'è dubbio, il Covid ha segnato profondamente la nostra società. Abbiamo avuto tutti bisogno di riferimenti anche istituzionali più immediati e i presidenti di regione in questo fanno parte di quelle figure apicali a cui ci si è rivolti, verso cui si è indirizzata la fiducia. Questo si è visto per Zaia in maniera eclatante, lo si è visto anche per altri presidenti di regione uscenti che sono riusciti a riconfermarsi. È stato il caso appunto di De Luca in Campania, è stato il caso di Totti in Liguria, è stato anche il caso appunto di Emiliano in Puglia, che hanno ricevuto un consenso davvero, davvero molto significativo. In alcuni casi anche superando dei sondaggi che inizialmente erano sfavorevoli, come appunto nel caso di Emiliano in Puglia, che era forse la situazione più incerta, ecco, tra quelle che si nominavano. Ecco, professore, secondo lei è quindi un cambio di passo oppure una prosecuzione rispetto ad altre situazioni che sono verificate magari a livello nazionale, cioè conta la figura, il carisma della persona a prescindere trasversalmente rispetto al partito, oppure è proprio il consenso di un movimento, di un partito politico, di un qualche cosa che trascende? Cosa c'è dietro? Ma conta sicuramente il ruolo della persona e il suo carisma, non c'è dubbio. E c'è un processo di personalizzazione della politica che va avanti da molto tempo, da quando è così importante la TV nella nostra vita, adesso anche con i social questo effetto di personalizzazione è ulteriormente amplificato. Però ecco, l'aspetto importante da capire è che la personalizzazione non accade mai nel vuoto, ci sono sempre dei significati. Non è mai casuale la scelta che viene compiuta dai cittadini. In particolare mi pare che in questo caso appunto i presidenti di regione abbiano saputo veicolare l'attenzione, come dire, la spinta anche emotiva da parte dei cittadini verso il riferimento alle culture locali. Luca Zaia in questo davvero è maestro, nel senso che è il miglior interprete del suo territorio, il miglior interprete proprio del Veneto profondo, del senso comune sedimentato nel Veneto profondo. Su questo aspetto Luca Zaia ha dimostrato di avere al momento soltanto un rivale, se stesso, deve solo fare i conti appunto con se stesso, perché è risultato molto competitivo e la sua lista personale in particolare ha ottenuto un risultato straordinario. Se pensiamo appunto soltanto all'alleanza di centrodestra, Luca Zaia, la lista personale di Luca Zaia presidente ottiene 916.087 voti, pari al 44,57%. La Lega Salvini ottiene 347.832 voti, cioè il 16,92%. Stiamo parlando quindi della Lega, di un partito, di quello che oggi è diciamo, il partito che riceve il maggior consenso a livello nazionale. Qui in Veneto, appunto, la sfida con la lista Zaia, la sfida tutta interna con la lista Zaia, vede chiaramente affermarsi la posizione e l'importanza di Luca Zaia.
Ma secondo lei c'è un discorso anche di un'opposizione non convincente, non così convincente, di figure che non erano comunque in grado di competere, oppure effettivamente quello che la governance di questa regione ha soddisfatto le aspettative o ha saputo giocarsi bene le carte, tra virgolette, di pandemia, terribili peraltro, perché lì se sbagliavi, sbagliavi, e quindi è stata premiata da questo punto di vista, perché le persone hanno sempre la memoria molto corta. Sì, allora, competere con un presidente di regione uscente a questi livelli di consenso è molto difficile per chiunque. È vero che la parentesi appunto, diciamo, della prima pandemia ha svolto un effetto amplificatore riguardo al carisma e alla posizione dei presidenti di regione. Però questo non deve mai far dimenticare che Luca Zaia godeva di un consenso davvero massiccio, molto massiccio anche prima. Quindi I un buon sondaggi lavoro, comunque... insomma, è stato premiato per un buon lavoro, insomma, complessivamente. Sì, quindi i sondaggi lo davano comunque attorno, sopra di poco, il 60% anche prima della pandemia. Questo significa che quindi già partiva da un livello molto molto elevato che ha potuto ampliarsi ancora, ma il livello di partenza era molto alto. Certo, l'opposizione, il centrosinistra, raggiunge qui il suo risultato più critico. Se pensiamo appunto che la lista appunto l'offerta politica di Lorenzoni raggiunge un risultato tutto sommato modesto, raggiunge quindi il 15,72%, pari a 385.768 voti. È un risultato sicuramente negativo che deve far riflettere e che deve indurre ovviamente i competitor di Luca Zaia a mettere in campo quindi un'offerta politica più incisiva, sicuramente più incisiva, stante appunto la difficoltà di contrastare un leader oggi così popolare. Assolutamente, poi in consiglio sono proprio ridottissimi, sono proprio in due o Eh tre, sì, quindi i numeri eh sì. difficili per un'opposizione. E poi la sparizione completa, d'emblée, dei 5 Stelle. E questo però è un dato di fatto nazionale. Cosa c'è stata? Una delusione generale per quello che loro 2 anni fa avevano promesso, non da ultimo il famoso reddito di cittadinanza che poi si è visto che Rivoli ha preso, eccetera, la delusione per un atteggiamento in generale, oppure perché poi in regione o la loro non partecipazione anche assidua, non saper utilizzare bene i mezzi media, i mezzi di comunicazione, cosa c'è secondo lei? I 5 Stelle hanno faticato parecchio a livello regionale, non è il terreno migliore della competizione per loro sicuramente, hanno sempre sofferto parecchio. In questa occasione hanno sofferto ulteriormente la polarizzazione che sta avvenendo anche in Italia e anche in queste regionali, in questo periodo sicuramente. Pensiamo al Veneto, appunto, Luca Zaia in una posizione appunto davvero importante, 76 e 79% vuol dire schiacciare tutte le altre posizioni politiche. Ovviamente ricordiamo il numero di voti a Zaia come presidente è 1.883.960, quindi è un risultato alto, 76,79% resta molto poco fuori. Chi voleva opporsi, chi non si riconosce appunto nella leadership di Zaia, il centro-sinistra offriva il profilo di maggior contrasto e quindi quel 15% è andato lì. I 5 Stelle, rimanendo in una posizione solitaria, sono rimasti schiacciati, ma è successo anche altrove. Per esempio, se noi guardiamo la campagna elettorale della Toscana, lì abbiamo avuto un intervento forte da parte del centrodestra a traino della Lega, ma una Lega che non è nella posizione con la leadership di Zaia, una Lega più legata all'offerta politica di Salvini. A quello il centrosinistra ha risposto con una politica, con un'offerta politica, una comunicazione molto identitaria, legata alla cultura politica locale, alle tradizioni della Toscana, al socialismo municipale, molto meno legata al leader, perché Gianni appunto era considerato poco carismatico, poco comunicativo. Beh, in quel tipo di conflitto tra appunto centrodestra e centrosinistra così marcati, i 5 Stelle ovviamente sono rimasti in mezzo e hanno potuto, come dire, contrapporre poco con il proprio candidato leader. Sta tornando quindi una forma di bipolarismo che
spinge i 5 Stelle in qualche modo a schierarsi. Quindi secondo A lei, livello- come quello che sembrava all'inizio, cioè un paio di anni fa, che avrebbero potuto costituire una forza, un polo unitario, unico, staccati dagli altri, proprio perché un'alternativa all'alternativa non è più possibile ipotizzarlo, rischiano di sparire sostanzialmente, qualora si andasse alle a elezioni livello, nazionali. a livello Cosa nazionale utopica, ma... hanno ottenuto, cioè, a livello nazionale hanno ottenuto un risultato straordinario nel 2018, ma comunque quel risultato andava speso in qualche modo. Quando tu prendi più del 30%, ovviamente sei anche chiamato a far politica dando delle risposte precise ai tuoi elettori. E hanno provato quindi in due strade diverse di alleanza. La prima appunto con la Lega di Salvini, che ha composto come dire, un esperimento di governo sicuramente originale, due forze originariamente anti-establishment, con elementi anche di protesta e di cambiamento forti, si sono alleate, hanno dato vita a un'esperienza di governo difficile per i 5 Stelle, che hanno visto transitare una parte dei propri consensi al proprio alleato, no, di governo della Lega di Salvini. Poi ci ricordiamo l'anno scorso l'interruzione traumatica, drastica dell'esperienza di governo Lega 5 Ah sì, Stelle e quindi l'apertura di un'altra conferenza. stagione che li vede alleati al Partito Democratico. Può essere stata una Probabilmente è scelta un po'. infelice, scusi, la interrompo, ma potrebbe essere stata, secondo lei, i suoi giudizi, le sue esperienze, una scelta infelice? Oppure un boomerang questa? Ma questo non direi, nel senso che una volta aperta appunto la crisi di governo da parte dei Salvini, i 5 Stelle avevano di fronte due strade per loro, o l'alleanza col PD, in generale col centro-sinistra, oppure l'ipotesi molto probabile di uno scioglimento anticipato delle Camere, che probabilmente ai 5 Stelle raffigurava appunto una soluzione ben peggiore, quindi il rischio davvero di vedersi ridotte al minimo le proprie rappresentanze parlamentari. Hanno provato l'alleanza col Partito Democratico, il centrodestra sta acquisendo un'identità e una compattezza notevoli ed è un'offerta politica molto competitiva che può essere considerata favorita probabilmente in una competizione elettorale. Per i 5 Stelle e per il centro-sinistra il dialogo almeno inizialmente è un po' obbligato perché altrimenti appunto per il centrodestra pare esserci davvero una strada spianata a livello locale, ma soprattutto a livello nazionale. Quali sono gli elementi, secondo lei, di forza appunto di questo centrodestra che ha visto anche Fratelli d'Italia salire rispetto ad anni addietro, nonostante Forza Italia sì, non avesse la presenza fisica del suo leader, insomma, nonostante varie situazioni, quindi c'è stato questo prendere posizioni in generale. Beh, il centrodestra interpreta a modo suo, ovviamente piacere o meno, ma non v'è dubbio che interpreti alcuni elementi di conflitto presenti nella nostra società, nella nostra contemporaneità. Il centrodestra ha una posizione critica nei confronti della globalizzazione, in particolare parlo appunto delle forze che si identificano in quell'etichetta un po' generale, che viene definita sovranismo, ma insomma la Lega di Salvini e anche Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni hanno un approccio critico verso la globalizzazione, verso alcuni effetti della globalizzazione, come per esempio l'immigrazione, e questo comunque è un elemento che sicuramente trova il consenso di una parte significativa della nostra società. Loro riescono a identificarsi con questioni che appunto sono percepite come importanti da una parte non certo ridotta della nostra società e Quindi, questo ha fatto vedere appunto una crescita negli ultimi anni che nel caso della Lega poi ha visto susseguirsi anche un elemento molto problematico dopo appunto l'estate scorsa in cui il leader ha aperto una crisi di governo che di fatto poi non è più riuscito a controllare. Ecco, questo ha appannato quel carisma appunto del leader che sembrava essere fino a quel momento invincibile, in grado appunto di risolvere qualsiasi problema si presentasse di fronte. quindi anche il bravo politico è colui che sa interpretare i mal di pancia, tra virgolette, della gente, i desiderata, li sa cogliere e coniugare, oppure quello che fa delle proposte di un certo tipo, va oltre, anche se non disponibili, e riesce in qualche modo a convincere della bontà del prodotto offerto. Ma io credo che oggi, ma non solo oggi, oggi in particolare, visto come comunichiamo e
qualche modo come viviamo, sia davvero centrale il ruolo della fiducia e delle emozioni suscitate. Emozioni. Noi appunto, delle emozioni sicuramente, perché comunque questo tipo di leadership intercetta sicuramente degli aspetti emotivi, nel senso che, lo dico chiaramente con un giudizio di valore positivo verso chi ci riesce, cioè delle leadership che riescono a mobilitare, sono leadership che riescono a intercettare appunto i sentimenti profondi dei cittadini, che riescono quindi a convincere che vale la pena non far parte di quel gruppo non ridotto che non va più votare. Anche alle ultime elezioni i votanti sono stati 2 milioni e mezzo circa, 2.522.000, 61,15%. Questo vuol dire che quasi il 40% anche stavolta dei nostri concittadini e compagni di regione non sono andati a votare. È una cifra consistente. Dobbiamo vedere appunto la capacità da parte dell'offerta politica, da parte dei leader politici, di convincere che invece vale la pena partecipare e conferire fiducia a una proposta, a un'offerta. Questo lo si fa ovviamente ispirando dei sentimenti positivi, entrando in sintonia anche emotiva con le persone. È ovviamente un'arma a doppio taglio, nel senso che poi si possono ingenerare delle delusioni, se appunto in qualche modo la leadership si consuma, le aspettative non vengono sempre accolte. Gli esperti appunto di comunicazione parlano di una cerimonia cannibale, no? Noi ci identifichiamo con un leader, ci innamoriamo così tanto di un leader che vorremmo mangiarlo, ma alla fine appunto vuol dire che lo consumiamo e che abbiamo bisogno di un altro prodotto di consumo. Ecco, io credo che far riferimento a degli elementi profondi, di cultura politica profonda, possa, come dire, salvaguardare di più i leader rispetto a questo processo di consumo, in qualche modo, di obsolescenza a cui possono andare incontro. Il riferimento viene immediato, nel senso, Luca Zaia, interpretando in maniera così aderente alcuni aspetti della cultura politica profonda del Veneto, è in grado di stabilizzare la sua leadership. Ne stiamo parlando da più di 10 anni. Cioè, sono 10 anni che Luca Zaia è presidente del Veneto e della sua leadership si parlava ancora prima, quindi è un caso di longevità notevole perché poggia appunto i piedi sul territorio e su una dimensione importante quale quella regionale. A livello nazionale, come dire, i ritmi e le possibilità di usura di una leadership sono maggiori. Se ci ricordiamo, qualche anno fa sembrava inaugurarsi un'era molto lunga appunto di centralità di Matteo Renzi, che sembrava essere la rivoluzione. Invece ha avuto un declino rapidissimo. Italiana. In realtà è durata poco, e questo leader oggi appunto deve gestire la sua situazione potendo usufruire di un consenso che è limitato. La nostra regione ha dimostrato appunto di essere assolutamente molto pochissimo. Io lo interrompo un attimo, professore, perché dopo abbiamo ancora una decina di minuti con lei, però abbiamo la pubblicità che incombe, quindi pochi secondi di pubblicità, restate con noi, poi completiamo questo discorso con il professore Magistri.